Ciao a tutti, sono Matteo Righetto, autore e interprete dell'Anno dei Sette Inverni. Quest'opera è nata per raccontare, descrivere in forma poetica ed evocativa tutti i sentimenti che mi hanno travolto e credo ci hanno travolti in questi ultimi 12 mesi. Perché l'Anno dei Sette Inverni è una metafora per rappresentare l'anno di questa pandemia. Un anno fa all'incirca eravamo tutti convinti che di lì a poco sarebbe esplosa la primavera, come sempre. E invece una grande sorpresa, una brutta sorpresa, ci ha fatto tornare nelle nostre tane, ci ha fatto ripensare quello che era il nostro presente e quello che sarebbe stato il nostro futuro. Io mi trovavo in montagna, mi trovavo in un piccolo borgo dolomitico delle Dolomiti Bellunesi, dove ho vissuto gran parte di questo tempo. E da lì ho potuto osservare e ascoltare ciò che accadeva in quell'ambiente circostante, ma anche quello che avveniva giù, a valle. E le voci che si levavano da valle gridavano cose per me spesso incomprensibili e inconcepibili rispetto a quella che a mio modo di vedere era anche una necessità di riscoprire la semplicità della vita e la necessità soprattutto di ripensare il nostro modo di stare al mondo. E questo progetto è nato dopo una conversazione con Giorgio Gobbo davanti a un bicchiere di vino. Con lui condivido una vecchia amicizia e insieme abbiamo pensato che sarebbe stato bello e opportuno procedere in questa operazione e provare a raccontare in qualche modo e condividere questi sentimenti, queste sensazioni, unendo le nostre voci. Abbiamo trovato in Marco Zuin l'interlocutore perfetto per dare immagine alle nostre suggestioni e ai nostri stati d'animo. E così abbiamo iniziato a incontrarci virtualmente, confrontarci già da metà novembre in verità, per poi procedere con la realizzazione del lavoro nel mese di gennaio. Ho interpretato me stesso fondamentalmente, quindi non ho avuto difficoltà, anche se si è trattata di una prima volta per me. Al di là del fatto che il mio mestiere di autore mi obblighi, che è anche un piacere per carità, mi obblighi a incontrare molte persone. In verità negli ultimi anni, ancora prima della pandemia, sono diventato progressivamente una persona sempre più solitaria, con vocazione solitaria, e quindi è stato facile mostrare me stesso per quello che sono, per come sono, e nei miei ambienti, nei miei paesaggi, i miei boschi, con il mio cane. E quindi è stato importante, oltre che molto bello artisticamente, lavorare con loro e mettere in scena questa autenticità, questa genuinità della mia persona. In questo cammino sostanzialmente viaggio in un ambiente assolutamente naturale, assolutamente incontaminato e quindi selvaggio, e sono alla ricerca di un rapporto, della riscoperta di un rapporto, che però può concretizzarsi anche attraverso un incontro con la natura e con dei piccoli riti della quotidianità che, a mio modo di vedere, dovrebbero essere riscoperti, non solo per l'insegnamento di umiltà che trasmettono, ma anche per la capacità di creare un correlativo oggettivo con il resto dell'umanità e quindi con il rispetto che si deve a ogni persona. Io sono assolutamente convinto che l'ecologia sia intimamente questo. Difendere l'ambiente è importante, ma soprattutto nella lezione che ci dà rispetto all'importanza di difendere, soccorrere anche le altre persone. E accarezzare un larice, ascoltare il suono della neve che cade o accendere un fuoco sono dei piccoli riti che uniscono il concreto all'assoluto e conseguentemente possono portarci a una riflessione importante
soprattutto in un periodo come questo, nel quale io credo sia doveroso chiedersi: ma davvero crediamo ancora in questo modello di sviluppo? Ma davvero pensiamo di poter ancora vivere con questa frenesia e con l'inseguimento di questo effimero successo? Io credo che la natura possa insegnarci questo, nella misura in cui abbiamo la volontà e la capacità di aprire gli occhi e soprattutto metterci in ascolto con empatia di fronte a queste cose. È stata scelta la natura dell'audiovisivo perché questo doveva essere. Come ogni fiume trova il suo mare, anche ogni storia deve trovare la sua destinazione editoriale. Non c'entra il palcoscenico per questo tipo di suggestione, ma era importante mostrare, era importante far vedere il paesaggio, l'ambiente e soprattutto appunto la relazione tra il personaggio che si muove in questo contesto e l'ambiente circostante. E quindi siamo riusciti, io credo, a trovare davvero una lingua comune per poter esprimere e coinvolgere emotivamente il pubblico. È un lavoro questo che dovrebbe in ogni caso portarci a rivalutare la meraviglia, la sorpresa che sta intorno a noi, non solo nella natura, ma anche nelle persone che ci stanno vicine e lontane. Io voglio sperare che al di là della cifra drammatica che in qualche modo contraddistingue l'anno dei 7 inverni, ci sia la possibilità per ognuno di voi di ripensare questo e quindi ripensare a se stessi e il proprio ruolo nel mondo e soprattutto coltivare un ottimismo attivo, che non significa la speranza che tutto andrà bene, molto naif, ingenuamente, ma la consapevolezza che qualcosa debba essere fatto comunque, a prescindere da quello che il destino ci riserverà.